Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Rifiuti Zero verso una regione sostenibile, la rubrica di sostenibilità in collaborazione con l'assessorato all'ambiente della regione Friuli Venezia Giulia. Oggi parliamo di amianto. Iniziamo con una piccola introduzione storica. È un insieme di minerali, anche scientifica, un insieme di minerali particolarmente resistente al calore ma di consistenza fibrosa. Per produrre amianto i materiali devono subire una serie di processi idrotermali di bassa pressione e bassa temperatura. L'amianto è stato largamente usato in tutto il mondo, in ogni settore produttivo, a causa del basso costo e delle sue eccellenti proprietà fisiche e meccaniche: straordinaria resistenza alla trazione, ad esempio, ignifugo, fonoassorbente e termoisolante, scarsa conduzione del calore e poi buona resistenza anche agli attacchi chimici. La prima nazione al mondo però a riconoscere la natura cancerogena di questo materiale, dimostrandone il rapporto diretto tra utilizzo e tumori, e a prevedere un risarcimento per i lavoratori danneggiati, fu proprio la Germania nazista nel 1943. In Italia invece preziosi sono stati gli studi del professor Vigliani, diffusi mediante le pubblicazioni dell'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione degli Infortuni. L'Italia poi è stato anche il primo paese a introdurre il divieto dell'amianto, dell'utilizzo dell'amianto, nel 1992. La presenza di un manufatto in amianto in opera in un edificio non costituisce, comunque lo ricordiamo, di per sé un pericolo per la salute degli occupanti, né deve essere obbligatoriamente rimosso. Il rischio di rilascio di fibre di amianto dipende proprio dal tipo di amianto, dal suo confinamento o meno, dal suo stato, in particolare dall'integrità o dal grado di danneggiamento del manufatto, nonché da condizioni particolari che potrebbero facilitare la dispersione delle fibre. Fondamentale risulta pertanto mappare l'amianto in modo che la situazione sia costantemente monitorata e che chi interviene sul manufatto possa prendere le precauzioni necessarie per operare in sicurezza. E quindi noi siamo pronti ad andare a scoprire di più in questo nostro appuntamento con diversi ospiti. E quindi partiamo per questa avventura insieme a Flavio Gabrielcic, Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia. Allora, iniziamo parlando, proprio dopo l'introduzione, di dove possiamo trovarlo, quindi l'amianto, anche nella nostra quotidianità e quindi nelle nostre case. Beh, diciamo tanto buongiorno a tutti. Direi che possiamo trovarlo in molti punti, dalle coperture alle facciate qua a Trieste, nelle tubature, come coibentazione delle tubature, questo nella pavimentazione. Talvolta possono esserci delle pavimentazioni contenenti amianto. Queste sono, diciamo, le 4 realtà in cui molto più probabilmente le troviamo. Dal 2018 poi la Regione ha anche attivato il nuovo piano regionale amianto, proprio per far capire anche l'importanza di questo fattore. E in che cosa consiste? Diciamo che il piano regionale amianto del 2018 va in proseguo di quello che era nato nel 97 addirittura, quindi stiamo parlando di 21 anni prima. E il piano definisce, fa un po' la fotografia di quella che è la situazione della presenza d'amianto, nonché definisce le modalità con cui intervenire, nonché dopo e anche mette in piedi tutti dei percorsi di condivisione di queste realtà. Infatti, a seguito del piano regionale amianto abbiamo visto che anche il gruppo interdirezionale, di cui fa parte la salute, i comuni, le aziende sanitarie, i colleghi dell'ARPA, ci siamo trovati più volte sul tavolo proprio per affrontare in maniera coordinata e condivisa le problematiche, dalle problematiche più ambientali alle problematiche anche sanitarie che comporta l'amianto. Nell'ambito di questo, oltretutto, non dimentichiamoci che esiste la Commissione regionale amianto, che ha realizzato le 2 conferenze, quella del 2019 e quella del 2022, dove tutti questi aspetti sono stati messi in evidenza. Oggi diciamo che gran parte delle azioni previste nel piano, che ormai è datato 2018, sono in vigore, e quindi siamo anche fiduciosi che il proseguo delle attività ci sarà nel brevissimo, e avremo anche tutta una serie di iniziative volte a far capire alle persone, perché poi alla fine chi deve intervenire talvolta sono il singolo cittadino o l'industria, che è necessario proseguire con questa attività di portar via sostanzialmente l'amianto. Capire quindi per capire poi i passi successivi da compiere. In più la Regione ha anche istituito da diversi anni dei bandi proprio per la rimozione dell'amianto, e vogliamo capire un po' anche come funzionano per poi esserne consapevoli a questo punto. Diciamo che dal 2017 in poi abbiamo messo in piedi tutta una serie di linee contributive. Ne abbiamo di molteplici. Canali contributivi che vanno dai canali contributivi per il singolo cittadino, quindi per le abitazioni o condomini, per le imprese,
per i locali non adibiti ad abitazione, abbiamo poi le realtà comunali, quindi diciamo che abbiamo tutto tondo messo in piedi dei contributi. Le domande vanno presentate entro il febbraio di ogni anno. Per il cittadino viene dato un contributo del 50%, per le imprese varia dal 50 al 20%, eccetera. Adesso non mi dilungherei molto su questo aspetto. Ai comuni viene dato l'80% della spesa ammissibile. Abbiamo visto che questi canali contributivi sono molto efficaci. Abbiamo visto altresì che in questi anni siamo riusciti a coprire tutte le domande che sono arrivate. Questo è anche un dato, direi, positivo, perché queste domande il cittadino le fa, ma chi ha i requisiti, chi le presenta correttamente, perché poi certi vengono scartati per problemi qualche volta formali, ma purtroppo siamo burocrati e quindi quando uno presenta cose scorrette non possiamo dare il contributo, ma tutti sono stati sempre soddisfatti. E diciamo che in questo contesto abbiamo visto anche crescere il numero delle domande, anche se sostanzialmente si sono attestate intorno al migliaio all'anno, quindi numeri abbastanza significativi, prendendo le varie realtà. E quello che abbiamo visto è che anche le realtà industriali che hanno anche altri canali contributivi continuano ogni anno a far nuove domande. Noi abbiamo circa quasi 200 domande delle industrie e quindi mettiamo sul tavolo circa ogni anno un crescere di questi esborso finanziario, e adesso siamo sull'ordine nel 2022 di 3 milioni e 500 mila euro, e anche quest'anno andremo penso oltre i 3 milioni e 500 mila euro. Stiamo finendo di istruire le domande, quindi la Regione mette quasi 4 milioni di euro a disposizione del territorio per portare via l'amianto. Questo attiva oltretutto, questi 4 milioni attivano ben oltre 8 milioni di lavoro, quindi anche da un punto di vista imprenditoriale, se volete, dà un po' di respiro a un'economia, soprattutto nei momenti in cui c'erano difficoltà. Abbiamo visto che alla fine questi canali contributivi sono stati molto efficaci, anche se dobbiamo tener conto che oggi come oggi la presenza di amianto sul territorio regionale è ancora significativa. Solo grazie a quello che abbiamo messo in piedi, che è l'archivio regionale amianto, crediamo di essere una delle poche regioni, forse l'unica regione in Italia che ha un archivio così ben nutrito. Già oggi abbiamo, pur non avendo mappato tutta la regione, ma avendo mappato oggi 27 comuni, ma quelli più significativi, che coprono circa il 65% della popolazione e il 55% del territorio, abbiamo oltre 18.000 punti, e quindi è un qualcosa di significativo. Quindi copriamo solo però le coperture di amianto, perché chiaramente, avendo mappato col volo, prima col drone, adesso riusciamo a fotointerpretare anche i voli normali con gli aerei che fanno le foto. E questo ha consentito sicuramente di avere un catasto e quindi un archivio regionale molto importante, che crediamo essere l'unico in Italia. Assolutamente, sono dei primi passi verso risultati importanti. Un ultimo punto dopo questa introduzione così anche profonda da un certo punto di vista del lavoro. C'è qualcosa che possiamo dire ai cittadini del Friuli Venezia Giulia rispetto a questo tema, se qualcuno volesse agire, come dicevamo fin da subito? Diciamo che sul sito della Regione si trovano facilmente tutti, basta digitare contributi amianto cittadini Regione FVG, viene fuori la schermata. L'ho provato anche da cittadino per vedere se era facile, viene dentro. Sicuramente se avete un problema lì trovate dei numeri telefonici, delle mail che possono essere contattate. Veniamo contattati, dico quasi quotidianamente, da cittadini che hanno qualche problema. È chiaro che per la tracciatura e la segnalazione dell'amianto devono sempre fare riferimento ai comuni in primis. Anche in questo caso farei un plauso ai comuni che in questi ultimi anni si sono attivati in maniera molto proattiva anche nel fare la loro parte di campagna di comunicazione, ma anche di fare, se servono, le ordinanze per la rimozione dell'amianto, e quindi il comune è comunque il primo riferimento. Poi se qualche comune, purtroppo esistono i comuni piccolini, ma anche quelli più strutturati non sempre riescono a dare delle risposte, noi ci siamo, noi e ARPA ci siamo, e quindi trovate tutti i numeri, quindi basta andare sul sito e trovate i numeri telefonici, mail e quant'altro è necessario. Grazie a Flavio Gabrielcic per essere stato con noi, Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile. A questo punto buon lavoro. Grazie a voi, grazie per l'occasione, e speriamo che i cittadini contribuiscano sempre più a levare l'amianto dal territorio. Grazie.
Parlavamo quindi di questa collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e ARPA Friuli Venezia Giulia, e con noi c'è il direttore tecnico scientifico di ARPA, Fulvio Stelli. Intanto buongiorno, e iniziamo a parlare proprio di questa questione amianto dal punto di vista delle sue funzioni specifiche, in particolare di cosa si occupa anche ARPA FVG rispetto a questo tema. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Sì, appunto, come ha detto prima l'ingegnere Gabrielcig, per poter lavorare sull'amianto è necessario anche sapere quanto amianto c'è, dove si trova, e una delle questioni proprio più importanti è stata quella di istituire questo archivio regionale dell'amianto, e quindi l'agenzia collabora proprio attraverso con la regione, poi con INSIEL, anche con la sanità, proprio a tenere aggiornato questo archivio regionale, che è stato arricchito ovviamente dalle segnalazioni che arrivano dal territorio per quanto riguarda la presenza dell'amianto all'interno degli edifici, ma recentemente è partito proprio relativamente di recente è partito questo progetto proprio di telerilevamento dell'amianto, quindi in particolare focalizzandoci su quelle che sono le coperture in cemento amianto tramite dei sorvoli aerei che hanno consentito di individuare la presenza di amianto in regione. Non è stata coperta ancora tutta la regione da questo punto di vista, però la tecnica che è stata individuata è applicabile dappertutto, e adesso insomma a gioco regolare in qualche modo tutta la regione verrà coperta da questa tipologia di sorveglianza. Al momento abbiamo individuato quasi 400.000 coperture in cemento amianto, che non sono poche. Teniamo presente che comunque si coprono quasi il 60% della popolazione. E una volta individuato l'amianto, però non basta sapere che lì c'è l'amianto, è necessario anche sapere conoscere quello che è il grado di conservazione dell'amianto. L'amianto di per sé, se è in buone condizioni, non rappresenta un pericolo, non è che rilascia le fibre che poi sono quelle che creano i problemi anche alla salute, e quindi è necessario conoscere anche il tipo di conservazione dell'amianto. Sono state fatte delle attività di verifica da questo punto di vista, e le notizie che abbiamo raccolto sono abbastanza positive, nel senso che fra il 60 e il 70% delle coperture in amianto sono in discrete condizioni, quindi non sono tali da richiedere la necessità di una rimozione immediata, insomma, da questo punto di vista. Quindi una delle attività dell'agenzia è proprio quella di contribuire alla realizzazione, anche all'organizzazione, alla pulizia, al coordinamento, insomma, di questo archivio regionale. Poi un'altra attività che, diciamo così, può affrontare l'agenzia è anche quella connessa a quelle che sono le attività analitiche, perché ovviamente ci sono anche delle tecniche che utilizzano microscopi ottici o microscopi a scansione, sono strumenti più sofisticati che consentono anche di individuare di vedere da vicino quelle che sono le caratteristiche delle coperture in cemento amianto. E con questi dati che anticipavamo, si può anche definire con questi tratti un po' la situazione amianto in Friuli Venezia Giulia? Ma sì, diciamo si può definire, sicuramente possiamo dire che l'amianto c'è, e in quantità importanti, non è una quantità trascurabile, cioè l'amianto è presente in regione, è presente però tutto sommato in condizioni abbastanza buone. Questo è importante perché ci dà tempo di poter organizzare anche quella che è l'attività poi di rimozione, e ci dà quindi la possibilità di poterci organizzare per condurre diciamo così nel medio-lungo periodo la rimozione totale dei manufatti in cemento amianto. Ritorniamo anche a quello che riguarda la segnalazione della presenza anche di coperture in amianto o abbandoni di questo materiale, e cosa succede dopo queste segnalazioni. Facciamo un po' la parte pratica anche che arriva dopo tutto questo anche vostro lavoro. Sì, proprio recentemente sono uscite quelle che sono le linee guida anche della Regione, proprio con l'inizio di giugno di quest'anno, le linee guida che in qualche modo danno indicazioni anche per poter fare questo tipo di segnalazioni. Quindi è utile andare sul sito della Regione, si cerca appunto cemento amianto, e si trovano tutte le informazioni del caso. In estrema sintesi, quello che comunque è sempre il primo diciamo così, ente a cui rivolgersi è il Comune, non per uno scaricabarile ovviamente, ma perché il Comune comunque ha il presidio del territorio, quindi sono presenti sul territorio, e poi anche perché il sindaco, essendo anche la massima autorità anche sanitaria, ha la possibilità di emettere quelle che sono quelle ordinanze contingibili urgenti in caso di necessità. Quindi il Comune è sempre il primo interlocutore del cittadino. Ovviamente anche per la
tipologia così di organizzazione dei comuni nella nostra regione. Alcuni comuni, soprattutto nella parte centrale della nostra regione, sono comuni molto piccoli e quindi hanno anche la necessità di avere un supporto, e qui c'è ovviamente il lavoro che fa l'agenzia e fa anche la regione proprio a supporto dei comuni che richiedono magari delle indicazioni su come poter agire, su come poter affrontare questa tematica. Quindi questo legame informazione e formazione, lo sottolineiamo, è molto importante. Ma sì, ecco, una delle cose, anche proprio in estrema sintesi, la tematica dell'amianto è estremamente articolata e complessa, che vede degli aspetti che sono degli aspetti amministrativi, burocratici, come è stato detto prima, e degli aspetti sanitari, degli aspetti ambientali, e quindi è necessario veramente fare un'attività di coordinamento fra i diversi aspetti del pubblico che affrontano questa tematica. Questo è stato fatto, non era scontato ed è stato fatto, ed ha portato grandi risultati appunto con l'istituzione di questo gruppo interdipartimentale che mette assieme tutte quelle che sono le sensibilità e le competenze del sistema pubblico regionale a servizio dei cittadini. Grazie quindi ad ARPA FVG per essere stato con noi, grazie al direttore tecnico scientifico Fulvio Stelle e anche a voi e a tutto il team. Buon lavoro. Grazie a voi. E a chiudere quindi questo nostro approfondimento con noi c'è Cristina Kussig, tecnico della prevenzione di ASUFC e componente del gruppo interistituzionale regionale amianto. Cristina, partiamo anche parlando proprio di cosa fa l'azienda sanitaria in caso di segnalazione proprio della presenza di amianto, quindi andiamo al passo successivo. Allora, qualora il sindaco del comune in cui è ubicato il manufatto ne ravvisi la necessità, chiede l'intervento dell'azienda sanitaria per una valutazione sullo stato di conservazione dell'amianto, perché appunto, come già precedentemente detto, l'amianto di per sé non è che costituisce un rischio, no? Il rischio è legato eventualmente alla possibilità che questo manufatto, rilasci delle fibre in ambiente, fibre che poi vengono inalate dall'uomo. Quindi qualora il sindaco ne ravvisi la necessità, chiede l'intervento dei tecnici del dipartimento che effettuano un sopralluogo e come già indicato, la regione ha emanato delle linee guida che disciplinano anche i metodi per valutare lo stato di conservazione di queste coperture. I metodi individuati sono due: uno per l'ambiente esterno, che è il metodo Amleto, uno per l'ambiente interno, che è il metodo Versar. Quindi i tecnici fanno dei rilievi, sono entrambi dei metodi bidimensionali, in quanto tengono conto sia di fattori di danno che di esposizione, che di danno che di contesto ambientale. Il risultato per la valutazione ci si attiene a degli item ben descritti in modo da limitare la discrezionalità del tecnico. Vengono assegnati dei punteggi e in base al punteggio viene determinato l'intervento che è necessario fare per mettere in sicurezza questo manufatto. Ad esempio nel caso delle coperture in amianto, appunto il metodo adottato è il metodo Amleto, perché normalmente queste coperture sono appunto all'esterno. Gli esiti vengono inviati al sindaco del comune, che quale massima autorità poi ha il potere di emettere un'ordinanza al proprietario del fabbricato o comunque a chi ha titolo per mettere in sicurezza o comunque conservare in condizioni di sicurezza nel tempo questo manufatto. Grazie intanto per averci portato un po' anche in tutta la parte pratica, che è quella che avviene dopo. Ma parlando ancora di azione del cittadino, cosa può fare anche il singolo proprio in caso di presenza di amianto in piccole dimensioni? Come si può fare anche dell'autorimozione in questo caso? Allora, sempre la nostra regione ha emanato delle linee guida appunto per favorire la rimozione in sicurezza nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica di piccole quantità di amianto. Queste linee guida appunto sono state recentemente modificate con deliberazione del 1 giugno, pubblicate sul BUR del 14 giugno, sono reperibili sul sito della regione e il proprietario di poche quantità di manufatti che devono essere comunque in buono stato di conservazione e amianto compatto possono provvedere all'autorimozione. Prima di procedere devono verificare innanzitutto se rientrano in quel range che è stato definito dalla regione per poter fare l'intervento, no? Che quindi sono 25 metri quadri quando si tratta di coperture, che sono circa 12-15 lastre, dipende un po' dalle dimensioni, 3 metri lineari quando si tratta di tubazioni o 25 kg se questo amianto non richiede opere di demolizione, per cui già ad esempio cappe si può trovare già a terra. E deve contattare una ditta per il trasporto di questi rifiuti, che sono rifiuti pericolosi. Questa ditta deve essere iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5.
perché appunto deve contattarla sia per concordare insomma i tempi di consegna di questi manufatti che poi devono essere perfettamente confezionati, anche i costi, e deve seguire tutto quello che le linee guida prevedono per fare il lavoro in sicurezza, quindi deve dotarsi di una serie di dispositivi di protezione individuale. Questo manufatto non deve essere collocato a più di 2 metri da terra, perché poi chiaramente esporrebbe anche il proprietario insomma, a un rischio di caduta dall'alto, e la lavorazione deve essere fatta esclusivamente dal titolare del manufatto, quindi non può rivolgersi, insomma, non può chiedere l'aiuto di terzi. E quindi deve attenersi alle linee guida, confezionare correttamente il manufatto, chiamare la ditta che poi provvede esclusivamente al trasporto in discarica Altra cosa da fare, se questo dovrebbe verificare sempre col sindaco del comune se questo manufatto è stato inserito nell'archivio ARAM, no? Ad esempio, se uno dei comuni mappati col drone, molto probabilmente questo manufatto potrebbe essere inserito nell'archivio ARAM, per cui deve farsi dare dal comune gli estremi ID, insomma tutti i dati necessari su questo manufatto, la presenza in archivio, e poi comunicare l'avvenuto smaltimento in modo da poter aggiornare l'archivio dell'amianto. E quindi è tutto un processo che si deve dipanare anche a partire dal singolo. Ma nel caso, dato che parlavamo anche di dati tecnici, non si rientrasse nella possibilità di questa autorimozione, dato che abbiamo anche stabilito quali sono gli aspetti, come possiamo capire se la ditta a cui ci affidiamo è seria? Abbiamo parlato del loro inserimento all'interno anche di un contesto. Se non si rientra nell'autorimozione bisogna chiamare una ditta sempre iscritta all'albo dei gestori ambientali. Questa ditta però deve essere una ditta che si occupa di bonifica, rimozione di amianto, quindi non si tratta solo di trasporto, per cui deve essere iscritta alla categoria 10 dell'albo, e il cittadino può fare questa verifica digitando insomma su Google albo gestione ambientale, e selezionando la provincia e la regione può verificare le ditte iscritte alla categoria 10A quando si tratta di amianto compatto, 10B quando si tratta di amianto matrice friabile. Perché appunto c'è anche questa distinzione, forse prima non è stato fatto, che l'amianto possiamo trovarlo sia in matrice compatta, quando è legato ad esempio le lastre in cemento amianto, il cosiddetto Eternit, è in matrice compatta, e quindi anche il rischio di rilascio di fibre è molto basso se questo amianto non è stato manomesso, sottoposto a interventi di manutenzione. Oppure può essere in matrice friabile, invece in questo caso le fibre sono debolmente legate tra loro e quindi il rischio di rilascio di fibre è molto alto, e in questo caso la ditta deve essere iscritta categoria 10B. Grazie per queste precisazioni, anche perché è importante entrare nell'ambito tecnico in questi casi, dato anche l'importanza del tema, e quindi ringrazio anche la dottoressa Cristina Cussic per essere stata con noi e auguro un buon lavoro. Grazie. Ed è tutto per questo nostro appuntamento con Rifiuti Zero verso una regione sostenibile, la nostra rubrica in collaborazione con l'assessorato all'ambiente della regione Friuli Venezia Giulia. Vi ricordo che trovate tutte le puntate sui nostri canali social e sul nostro sito radio.zero.it.